Mister Carmine Parlato, sembra anche difficile spiegare questa stagione che davvero sembra stregata anche oggi in una partita dove magari non si meritava di vincere, ma gol al 91esimo che sa davvero di beffa. Ma è stata una partita secondo me ben giocata da entrambi i lati e loro hanno sfruttato qualche ripartenza, sfruttavano questa forza sull'attacco loro là davanti e da entrambe le parti abbiamo avuto qualche occasione per poter andare in gol. Non ci siamo riusciti da entrambi i lati, anche se, ripeto, la mia squadra comunque ha fatto in modo di tenere bene il campo, ha fatto in modo di impensierire un ottimo Treviso e quindi è un peccato perché, come avevo detto in precedenza, è capitato quello che non si è verificato, che la prestazione tante volte non coincide con quello è il risultato finale. È stato, mi dispiace anche per i ragazzi perché comunque, come sempre succede quando prendi gol allo scadere, uno ci rimane male. Gli ho detto che comunque hanno fatto una buona prestazione, ho cercato di tirarli su perché erano molto rammaricati, ma nel calcio bisogna alzare sempre la testa. Da martedì si riparte appunto con questa frase, cioè che dei miglioramenti ci sono stati, bisogna cercare quella continuità che tu vuoi. Ma la continuità diciamo che c'è stata, abbiamo attaccato in maniera diversa tra il primo tempo e il secondo tempo secondo me abbiamo attaccato meglio sulle fasce con qualche cross, abbiamo finalizzato secondo me non all'altezza, potevamo fare meglio, però non ho mai visto soffrire secondo me oggi il Charlins, però ahimè hai perso. Domande? Lei è preoccupato per questa partita iniziale della sua squadra? Ma la preoccupazione c'è sempre, nel senso che comunque stiamo avendo delle difficoltà come le stanno avendo un po' tutti, nel senso che io guardo in casa mia e dico oggi la prestazione l'ho fatta, è chiaro che preoccuparsi di quello che poteva succedere sulla carta, allora ti direi di sì, ma le partite vanno sempre affrontate. Il fatto che uno possa dire che sulla carta il Treviso, il Charlins o qualche altra squadra possa ambire alla promozione, bisogna sempre giocare in campo e farsi valere, perché le chiacchiere le porta via il vento. Infatti nel frattempo Mestre e Chioggia stanno andando molto bene, sono 12 punti. Ma guardo a me e già ho le mie problematiche, quindi devo risolvere prima le mie problematiche. Prego. Altro? Nell'ultimo del secondo tempo è sembrata una squadra che si è accontentata del pareggio, poco propositiva offensiva. No, secondo me diciamo che le due squadre stavano facendo in modo di non sbagliare perché c'era il rispetto da entrambe le parti, quindi si andava a finalizzare solo con certezza. Posto? Prego. Grazie.